La terza corsa è una prova per cavalli di 3 anni, non vincitori di 4.000 euro in carriera, in cui è favorita Fiaba delle Badie, numero 3 dello schieramento. Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, i colori della scuderia Le Badie. Le alternative sono individuate in Fulmineus, Foster Glory, Frankie Bright, poi Futurama, questi quelli in singola cifra, gli altri quote molto più alte. Autostart che si mette in movimento. Si va in partenza all'1 Faisal dei Greppi, Enrico Montagna, 2 Fulminus, Enrico Bellei, 3 Fiaba delle Badie, Antonio Di Nardo, 4 Futurama, Giovanni Grillo, 5 Fosche Griff, Francesco Tufano, 6 Frankie Bright, VP dell'Annunziata, in seconda fila 7 Fachelfin, Giorgio Cassani, 9 Filippo il Grande, Simone Levakovic, 10 Foster Glory, Manuel Pistone. Autostart che inizia ad accelerare, incerta Fosca Griff. Si parte con l'errore di Faisal dei Greppi, va al comando Fulmineus, impegnato all'esterno da Futurama, in corda si sistema Fiaba delle Badie a precedere Frankie Bright, quindi Fachelfin, poi Foster Glory, Filippo il Grande, Fosca Griff. Sbagliano i primi due e così lasciano via libera Fiaba delle Badie che si trova al comando. Seconda posizione per Frankie Bright, 4, poi Fachelfin, quindi ancora Foster Glory che segue quarto avanti a Filippo il Grande. 15,4 per il lancio, con Fiaba delle Badie che si trova al comando, 31,7 per i primi 400 metri di corsa. Fiaba è seguita da Frankie Bright, poi Fachelfin, quindi Foster Glory che anticipa le mosse di Filippo il Grande, sposta allo scoperto. Si porta in avanti, trova però l'anticipo da parte di Frankie Bright che sposta da secondo in corda, 48,8 i primi 600 metri. Fiaba delle Badie in vantaggio e Frankie Bright che attacca un giro dalla conclusione. Poi Fachelfin e Foster Glory, quindi Filippo il Grande, 1,3,8 per il giro, sul piede dell'1,20 scarso. Numero Insiste 1 Frankie Faisal dei Bright Greppi, che attacca Fiaba delle Badie, la quale per il momento ribatte. Poi in corda Fachelfin che precede Foster Glory e Filippo il Grande, chilometro con un paletto in 14,9, 1,18,7 i 1000 di gara. Fiaba delle Badie che ribatte a Frankie Bright, poi Fachelfin cerca di mettersi in moto Foster Glory che precede Filippo il Grande e Fosca Griff. La retta di là in 14,6, Fiaba delle Badie si mantiene in evidenza nei confronti di Frankie Bright che si tiene lì all'esterno coraggiosamente, poi Fachelfin che guadagna di dentro e Foster Glory. Quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Fiaba delle Badie è in vantaggio con 1,5 nei confronti di Frankie Bright. Fachelfin di dentro, Foster Glory al largo. Fiaba delle Badie che nel finale allunga e si svincola dai rivali. Viene a vincere netta nei confronti di Fachelfin. Al terzo posto Frankie Bright. 14,5 da arrivare, 29,4 gli ultimi 400 di corsa. Per il cost to cost a media di 1,16,3 di Fiaba delle Badie, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, i colori della scuderia Le Badie, la vittoria della figlia di Muscle Mass e Surà delle Badie, che rivediamo nelle immagini largheggiare dopo percorso di testa. In errore Futurama e Fulminius dopo 150 di gara che le erano davanti. Fiaba rimane al comando, vince nettamente nel finale, 3,76 in numeri, l'ordine d'arrivo della terza.